Processo per l'omicidio di Anica. Nelle immagini delle telecamere di Arcade, gli ultimi istanti della donna viva nell'auto di Battaglia, ma la difesa dell'uomo lancia dubbi sull'ex marito. Sapeva dove era stato gettato il corpo prima che la notizia fosse resa nota, dice l'avvocato Crea. Omicidio di via Castelmerardo a Treviso, sempre più probabile a Silea. Mercoledì o giovedì, funerali del 22enne massacrato in centro. Notte da incubo a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, dove i ladri hanno preso di mira 4 attività commerciali sulla via principale del paese. Porsche perde il controllo e si schianta contro altre 3 auto a Salgareda. Grave incidente questa mattina, 37enne del posto in condizioni disperate. Trovata senza vita a 20 anni nel letto del suo alloggio a Parigi. A Treviso, dove aveva studiato. Shock e cordoglio per la fine di Emma Cadelli. Siamo senza parole, dice il preside del Pio X International. Pubblicato il rapporto sulle disabilità nelle scuole del Veneto, cresce il numero di richieste di sostegno, aumentano le disabilità gravi ma anche i disturbi legati al comportamento che spesso sfociano in aggressività. Dalla serata ondata di maltempo nella zona montana e pedemontana, piogge intense e raffiche di vento, protezione civile regionale in allerta. La giornata della memoria, la cerimonia toccante al Sant'Artemio e i racconti dei familiari dei sopravvissuti all'Olocausto. Dopo un fine settimana segnato dalla raccolta firme della Lega sul terzo mandato del candidato presidente, prende la parola Fratelli d'Italia. Restiamo pazienti, ma non ci interessa la lotta nel fango, dice il presidente dei meloniani trevigiani Borgia. 2 fratelli, una caccia al tesoro tutta da ridere che diventa occasione per scoprire i luoghi del Veneto. Da venerdì alle 20:10 su Antenna 3 la nuova sitcom targata Igor Barbazza e Davide Stefanato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Questi dunque i titoli. Prima però, come sempre, come ogni lunedì, vediamo il sondaggio che poi troverà il suo esito a ring questa sera con la conduzione di Christian Arboit dalle 21. La politica in primo piano, regionale, una lista dei sindaci per Zaia. Ne abbiamo parlato ampiamente nel corso del fine settimana. Per voi è un'idea vincente? Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690. Chiamata gratuita come sempre, è uno dei temi che affronteremo anche nella parte politica del nostro telegiornale e lo ricordo, l'esito come sempre a ring dalle 21 con Christian Arboit. Allora, la cronaca giudiziaria in apertura con il processo a Franco Battaggio per l'omicidio di Anica Panfili nel 2023, nuovi dubbi sollevati dalla difesa nel giorno in cui sono stati esaminati come testi i carabinieri che hanno svolto le indagini. Di contro emerge anche che successivamente alla scomparsa della donna l'imputato avrebbe fatto ricerche su come cancellare dati dall'iPhone e per quanto tempo la cocaina lasci tracce nell'organismo. Insomma, entra nel vivo il processo, ma soprattutto poi ci sono quelle immagini delle telecamere di Arcade che catturano probabilmente gli ultimi istanti di vita, le ultime immagini almeno di Anica viva nell'auto di Franco Battaggio. Guardate. L'ultima foto di Anica viva registrata dalle telecamere della piazza di Arcade. La presenza dell'ex marito e di altri familiari sul luogo da cui il cadavere sarebbe stato lanciato in acqua prima che l'informazione fosse resa pubblica. L'impossibilità per un ultraottantenne di sollevare da solo un tappeto, a maggior ragione se arrotolato intorno a un cadavere. Infine, la minuziosa disamina dei passaggi stradali del pick-up, così da far emergere anche la più piccola contraddizione. Dopo aver prospettato nella prima udienza la pista delle minacce ricevute da Anica Panfili da parte di alcuni cittadini albanesi, il difensore di Franco Battaglia, l'avvocato Fabio Crea, ha giocato nuove carte al processo per l'omicidio del Piave, controinterrogando i carabinieri della stazione di Spresiano e quelli del nucleo investigativo, compreso l'allora comandante, il colonnello Giovanni Mura. Crea invita ad andare a fondo del perché l'ex marito, per deporre dei fiori per Anica, abbia scelto il ponticello sul canale della Vittoria. In un momento in cui ancora non era emerso da dove sarebbe, nell'ipotesi accusatoria, stato gettato il cadavere, erano stati trovati da una pattuglia dei carabinieri esattamente in quel posto. Ho prodotto tutta documentazione dei mass media che dimostrano che fino a quella data non era emerso il punto in cui sarebbe, secondo gli inquirenti, stato gettato il cadavere, quindi
ritengo sia una circostanza particolare degna di valutazione. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Arcade, le ultime istantanee di Anica Viva erano le 14:54 del 18 maggio 2023. La 31enne siede in auto accanto a Battaglia e indossa gli stessi abiti con cui 3 giorni dopo verrà ritrovata morta. La ricostruzione dei carabinieri è capillare, dai dati della centralina antifurto di casa Battaglia a quelli di celle e chat telefoniche. Gli ultimi scambi tra Anica e il compagno Luigi De Biase riguardano i bambini. Lui le manda delle foto. Dalle 16:07 in poi lei non visualizzerà più i messaggi. Ma, contesta la difesa, tra le 16:52 e le 17:11 risulta ancora attivo su internet, mentre Battaglia è già in auto, come rileva il passaggio al casello di Treviso Nord alle 17:05. Gli inquirenti studiano i movimenti in macchina. La corsa frettolosa a Mogliano a prendere il fratello. Gli spostamenti col pick-up fino a tarda sera lungo il Greto del Piave, 2 giri, dicono gli inquirenti, per accertarsi che non ci fossero occhi indiscreti. Sugli orari Crea insiste. Non c'è il tempo materiale per aver fatto quello che ipotizzano gli inquirenti, e cioè un doppio passaggio su via del Fante e via Barcador e il getto del cadavere nel fiume. Impossibile per il difensore che Battaglia si sia disfatto da solo di tappeto e corpo, come sostiene l'accusa. Uno dei testi sentiti, uno dei carabinieri, alla domanda se nel momento del sequestro dei tappeti aveva sollevato da solo, qualcuno di loro aveva sollevato uno dei tappeti grandi, con stupore ha detto no, è impossibile che uno da solo può sollevare i tappeti. Poco credibile per il difensore anche che Battaglia abbia caricato il corpo sul pianale del pick-up Isuzu. L'Isuzu ha delle dimensioni del pianale che sono incompatibili con l'occultamento del cadavere della signora Panfile, che era almeno di 25 centimetri più lunga di quello che è il pianale di quell'autovettura. Dall'omicidio di Anica Panfile all'omicidio di via Castelmenardo a Treviso, la morte tragica di Francesco Favaretto, saranno celebrati a metà settimana, mercoledì o giovedì, nella chiesa Lefevriana di Lanzago di Silea, i funerali di Favaretto, il 22enne picchiato e accoltellato il 12 dicembre a Treviso da un gruppo di giovanissimi, 3 dei quali sono stati, lo ricordiamo, arrestati. Francesco era morto in ospedale a Treviso il 23 dicembre e sul corpo era stata poi eseguita l'autopsia su disposizione della Procura della Repubblica, che sul caso indaga per omicidio. Una volta concluso l'esame autoptico, quando la salma era stata messa a disposizione della famiglia, la mamma, sconvolta, aveva per 2 volte fatto saltare la cerimonia, tanto che gli amici avevano lanciato un appello raccolto dal sindaco Mario Conte, che aveva incontrato personalmente la donna. La drammatica situazione si è dunque sbloccata e tra 2 o 3 giorni il funerale sarà celebrato dunque a Silea. E adesso la notte da incubo vissuta a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, 4 attività commerciali nel mirino dei ladri e c'è anche chi ha inseguito i malviventi. Siamo sopra, ho sentito il vetro del panificio che per terra, sono venuto fuori dalla finestra, ho visto 3 ragazzi che corrono qua. È il titolare del bazar macelleria di via Sant'Urbano, il primo ad accorgersi del raid notturno dei ladri a Pianzano. Abita sopra il negozio, è stato svegliato dal botto dei vetri rotti della porta del panificio. Poco distante vede i ladri ed assieme al figlio si precipita giù all'inseguimento. Erano 3 ragazzi, i ragazzi non è grandi, 3 ragazzi, ho visto che scappano di qua, allora venuto giù, era loro... hanno attraversato già la ferrovia e a piedi. Io col figlio che siamo andati a correre dietro, però già loro lontani. I ladri scappano, i 2 tornano indietro e solo allora si accorgono che i malviventi hanno forzato anche la porta del loro negozio. Quando sono entrato dentro ho trovato disastro qua, tutto ribaltato, tutto è rotto, la cassa è rotta, hanno portato soldi che c'è dentro, i soldi che mandiamo di invio, è un casino. È la prima volta che è successo così. 25 anni che sono qua al negozio, mai è successo. Rubato il fondo cassa, i soldi del money in transfer e 2 computer per un bottino di oltre 2.500 euro. Ladri spregiudicati, quelli che hanno compiuto una vera e propria razzia nella frazione di Godega di Sant'Urbano poco prima delle 4 del mattino. 4 colpi in pochi minuti, 2 riusciti, 2 tentati. Oltre alla macelleria, svaligiato il panificio, la coccinella. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato i carabinieri e i vicinanti che erano già qui e abbiamo trovato la vetrata in frantumi.
e niente, così era già la seconda volta che provavano in un mese e mezzo a venire dentro. L'altra volta non sono riusciti a entrare, hanno solamente sforzato la porta, però non sono riusciti a entrare. Questa volta, sforzando la porta, hanno fatto esplodere il vetro e quindi sono riusciti a entrare dalla vetrata rotta praticamente. Anche in questo caso i ladri hanno puntato la cassa, ma non si sono fatti problemi ad arraffare pure il cibo. Un po' di alimentari, un po' di dolci, bevande, formaggi che erano in frigo. Circa 400 euro il bottino, oltre ai danni, e poco prima sempre gli stessi ladri avevano cercato di entrare nei 2 bar vicini. In uno hanno cercato di forzare la porta in più punti, ma il serramento, seppur danneggiato, ha resistito. Nell'altro, al tentativo di effrazione, è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sugli episodi indagano i carabinieri, che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del forno e di altre attività commerciali della via. Inevitabile l'indignazione e la rabbia anche di chi amministra il territorio, il sindaco. Quel che è certo è che noi non possiamo continuare in questo modo. Questi sono fenomeni di criminalità diffuse con questi furti nel nostro territorio che noi non possiamo più accettare. Lo sfogo della sindaca di Godega di Sant'Urbano, così come quello di molti altri primi cittadini alle prese con territori assediati da mesi da un susseguirsi continuo di furti nelle case come nelle attività. I residenti sono sempre più esasperati e cresce la preoccupazione dei sindaci di fronte ad un fenomeno per contrastare il quale hanno armi spuntate. Noi come sindaci arriviamo fino a un certo punto perché possiamo sì attivare, anche da noi qui partirà tra un po' di mesi la videosorveglianza, possiamo attivare i controlli di vicinato, tante altre iniziative, però è evidente che qui abbiamo bisogno di un supporto nel territorio da parte delle forze dell'ordine. Questo non vuol dire che non ci siano, perché loro ci sono e stanno facendo molto, però c'è bisogno di attenzionare ancora di più il territorio e mettere in piedi tutta una serie di azioni, di attività che vadano a supportare le forze dell'ordine. C'è poi un altro aspetto fondamentale, continua la sindaca, per contrastare il fenomeno dei furti. È la certezza della pena, perché ovviamente anche questo è fondamentale nel momento in cui una persona delinque, quindi mette in atto comportamenti criminosi. Al comportamento deve essere associato anche ovviamente una pena che sia adeguata. Da Godega di Sant'Urbano a Salgareda, un terribile schianto alle 13 di oggi, c'è un 37enne in gravissime condizioni. Perde il controllo della Porsche che sbanda e si schianta contro altre 2 auto che procedono nella direzione opposta. Terribile incidente alle 13 in via Provinciale Ovest, alle porte di Salgareda. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Punto, centrata per prima dal potente veicolo, un 37enne del posto. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed i vigili del fuoco intervenuti da Motta di Livenza hanno lavorato non poco per estrarlo dalle lamiere accartocciate del veicolo. Soccorso dai sanitari del 118, il 37enne è stato poi trasferito all'ospedale Cafoncello in condizioni molto gravi. Ferito anche il conducente della Porsche, un imprenditore vitivinicolo della zona, trasportato all'ospedale di Oderzo. Contusioni per la ragazza che era alla guida della Dacia, contro la quale è piombato il mezzo fuori controllo. Per consentire le operazioni di soccorso, la provinciale è stata chiusa al traffico. Sul posto la polizia locale di Salgareda, che ora conduce le indagini per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. La tragedia, la tragica fine di Emma Cadelli, la ventenne trovata senza vita nel letto del suo alloggio a Parigi, dove studiava, da Roveredo in Piano, dove viveva, a Treviso, dove aveva studiato. Lo shock e il cordoglio per la sua scomparsa. Siamo senza parole, dice il preside del Pio X International. Emma pensiamo che si trovasse nel posto in cui meritava di essere, dove aveva voglia di essere, per il quale aveva lavorato e per il quale si era impegnata anche insieme alla famiglia. E per il resto, come si dice in queste circostanze, le parole non sono abbastanza. Non trovano le parole i docenti del Pio X International dopo la notizia della morte di Emma Cadelli, 20 anni, originaria di Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Riversa a letto, esanime, Emma è stata trovata dal custode della struttura universitaria dove alloggiava a Parigi, sollecitato dalla famiglia che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. A Treviso aveva frequentato le scuole superiori in un indirizzo internazionale che le ha permesso di accedere all'Università Paris-Saclay, dove frequentava il secondo anno di chimica.
Emma si è diplomata con noi nel 2022 dopo aver sostenuto brillantemente gli esami internazionali esterni dell'International Baccalaureate Diploma Program e l'abbiamo seguita da quando è arrivata in prima nei suoi 4 anni fino ai suoi 17 anni, quando appunto si è iscritta all'università in Francia. Sicuramente stava raccogliendo, sappiamo, per contatti che avevamo insomma con lei, per piacere in primis, che stava raccogliendo i risultati dei propri sforzi, della bella persona che era. Studentessa modello, attenta ed entusiasta di quella carriera universitaria che voleva completare frequentando un ulteriore corso di specializzazione in chimica, sempre a Parigi. Roveredo in Piano è un paese in lutto, chiuso nel silenzio in attesa di capire cosa possa essere successo. I genitori Barbara e Stefano sono subito volati in Francia, decisi a capire le cause della morte della figlia, seguiti dall'ambasciata italiana. Al momento pare che la morte sia stata causata da fattori naturali. Una famiglia conosciuta anche per il lavoro del padre, dal 2018 dirigente della Polfer di Udine. Il cordoglio dell'Istituto Trevigiano che fa sapere che parteciperà alle esequie della giovane ragazza. Gli insegnanti si stringono tutti attorno alla famiglia e al ricordo sicuramente piacevole e ancora vicino di una ragazza davvero eccezionale. È in lieve miglioramento, anche se la prognosi resta precauzionalmente riservata, la sessantenne di Susegana con malaria ricoverata a Conegliano al ritorno da un viaggio nello Zambia. Poco prima, lo ricorderete, che la paziente avvertisse i primi sintomi, era morto per la stessa ragione il fratello Gary Petrin. La donna resta in prognosi riservata, ma come dicevamo è in lieve miglioramento in ospedale a Conegliano. È tornato a casa oggi il 51enne che ieri ha fatto vivere ore di paura a Preganziol per essersi barricato in casa dopo aver chiamato i carabinieri e facendo nascere l'atroce sospetto che avesse fatto del male alla moglie. Mia moglie è scomparsa, la telefonata ai carabinieri, poi il cellulare è spento e un atroce sospetto che si fa strada tra i militari, perché a chiamare è un 51enne italiano che conoscono, ha rapporti burrascosi con la compagna, una coetanea romena, più volte sono intervenuti nella loro abitazione di via Gramscia a Preganziol per sedare liti violente e di recente gli hanno sequestrato alcuni coltelli. Ce n'è abbastanza per temere il peggio, tanto più che la donna risulta irreperibile e l'uomo non risponde più, come se avesse qualcosa da nascondere. Così, poco dopo, i residenti della zona vedono arrivare in massa le pattuglie e l'intervento si trasforma in qualcosa di ancora più serio quando risulta chiaro che il 51enne si è barricato in casa e non apre. Il sospetto è che sia stato consumato un femminicidio. La strada viene sbarrata, l'area attorno alla villetta è isolata. Oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza. Cominciano ore difficili di trattativa mentre il pomeriggio diventa sera, fino alla doppia risoluzione finale, perché da un lato le ricerche frenetiche dei militari riescono ad appurare che la donna è viva in Romania, scappata da Preganziol qualche giorno prima, e dall'altra, dopo il via libera della procura, le squadre operative di supporto fanno irruzione in casa, trovando l'uomo asserragliato in camera. Il 51enne viene portato fuori verso l'ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. In ospedale l'uomo rifiuta però la valutazione psichiatrica del medico. In assenza di un TSO è stato rimandato a casa. Un'associazione privata di San Fiore è stata raggiunta da sanzioni per circa 10.000 euro in seguito a un'ispezione condotta da Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, nel corso della quale sarebbero state riscontrate varie irregolarità nella gestione dell'attività e relativamente alle norme di sicurezza. Il circolo avrebbe amministrato il locale con un modello imprenditoriale, cioè producendo utili, senza limitarsi dunque a servire alimenti e bevande soltanto ai propri associati. Lo spazio avrebbe anche evidenziato carenze nelle misure di sicurezza con uscite di emergenza ostruite e mancanza di tutele contro il rischio di incendio. C'è il rischio invece forte di maltempo in queste ore. Nelle prossime ore è in arrivo una forte perturbazione con piogge e vento, allerta meteo della Protezione Civile del Veneto con stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene confermata l'allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini Piave e Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige Garda e Monti Lessini. Viene anche dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa. La pioggia è attesa
nelle zone montane e pedemontane, soprattutto con massimi sulle zone prealpine. Per quanto riguarda il vento, l'allerta vale per le zone costiere e la pianura nord-orientale limitrofa, quindi attenzione per le prossime ore, soprattutto nella notte, ma anche le prime ore di domani, per questa ondata di piogge intense e di raffiche di forte vento. Adesso pochi istanti di pubblicità, ma c'è ancora molto da raccontarvi, a partire dalla scuola e poi il giorno della memoria, ma non solo, c'è anche la politica. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dunque dalla scuola, perché è stato pubblicato il rapporto sulle disabilità nelle scuole del Veneto. Cresce il numero di richieste di sostegno, aumentano le disabilità gravi, ma anche i disturbi legati al comportamento, che spesso sfociano in atteggiamenti provocatori e aggressivi. Quello che registriamo è soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto. A certificarlo il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante, che rappresentano il 27,2% del totale. Ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansia ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale, che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste di più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è definita elevata, numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri, sia di docenti che di operatori, purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale. A proposito di scuola, il Partito Democratico, attraverso i suoi consiglieri della lista amministratori di Marca, ha deciso di portare in Consiglio provinciale il caso della chiusura della succursale dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli di Pieve del Grappa. I consiglieri chiedono, tra le altre cose, se il ridimensionamento dell'Istituto Maffioli sia stato valutato da una commissione regionale, come prevedono le linee guida regionali, e se sul fronte dei disagi prodotti agli studenti in un'area poco servita come la Pedemontana siano state studiate soluzioni con MOM di cui la provincia è azionista di maggioranza. Ancora la questione scuola, lezione all'hotel Maggior Consiglio per gli studenti di giurisprudenza di Treviso. Lo spostamento della sede per il prossimo semestre del 24 febbraio è dovuto ai noti problemi all'impianto di riscaldamento verificatisi il 30 dicembre scorso alla sede universitaria del complesso San Leonardo, che risulta ancora inagibile per un periodo imprecisato di tempo. Al momento si stanno ancora valutando gli interventi necessari al ripristino e alla messa in funzione di tutti gli impianti. La sessione di esami si sta svolgendo regolarmente utilizzando gli spazi messi a disposizione dall'ULS 2 per i corsi delle professioni sanitarie, ma per il prossimo semestre di lezioni, come dicevamo, è stato individuato il centro congressi dell'Hotel Maggior Consiglio. E adesso parliamo del giorno della memoria, la toccante cerimonia
al Sant'Artemio a Treviso. Partiamo da qui. Ruth Schlesinger, Ruggero Polacco, Salvatore Segre, Elena Gutmann. Sono i nomi scritti sulle pietre d'inciampo riposte nel giardino della provincia, attorno alle quali si sono riuniti in commemorazione delle vittime dell'Olocausto studenti e istituzioni per le celebrazioni del giorno della memoria. 4 storie diverse che si intrecciano prima nella speranza, poi nella disgrazia. Per un periodo trovarono infatti rifugio nell'ex ospedale psichiatrico del Sant'Artemio, poi vennero strappati alla struttura dalle SS e destinati al campo di concentramento di Auschwitz. A ridare luce simbolicamente alla loro memoria la pulizia delle pietre da parte dei ragazzi del Duca degli Abruzzi, del Giorgi Fermi e del Ricatti Luzzati, alla presenza del presidente della provincia, del prefetto, della questora, del sindaco e del ministro Carlo Nordio, che ai giovani ha lanciato un monito: quello che esce dalla memoria esce dalla storia e dalla realtà. Stiamo correndo questo rischio come lo avevamo corso dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si parlava poco dell'Olocausto e la memoria fu ravvivata proprio quella volta dalla celebrazione del processo contro Eichmann a Gerusalemme. Purtroppo quello che non è nella comunicazione non è nella realtà, e quindi se manca la comunicazione e manca il ricordo, come diceva lei, si rischia anche di perdere la realtà di questa tragedia. Il nostro territorio ha dato tante vite, ha anche molto sofferto, la nostra città è stata, come sapete, bombardata. I miei genitori abitavano in centro e sono sopravvissuti quasi per miracolo, però ha anche dato tanta generosità, hanno dato ospitalità e soccorso. Il pensiero alle parole della senatrice Segre, preoccupata che dopo la scomparsa dei sopravvissuti l'orrore commesso cada nell'oblio. Non deve essere così e non sarà così grazie anche al parlarne, al coltivare il ricordo, farlo nei modi in cui lo stiamo facendo, sia un fuoco che tiene vivo quella memoria che è necessaria mantenere viva. Oltre 60 medaglie d'onore ai cittadini trevigiani consegnate ai familiari dei deceduti che sono stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Le testimonianze dei familiari, toccanti davvero testimonianze dei familiari dei sopravvissuti. Al ritorno lui praticamente è venuto a casa con la malattia epilettico che l'ha segnato per tutta la durata della sua vita e praticamente pesava 33 kg, cadeva per terra. L'arresto, la deportazione nel 1943, i lavori forzati fuori dal lager in Cecoslovacchia, il ritorno la sera al campo, quasi 2 anni di prigionia e di torture. Liberato dalle truppe alleate nel 1945, Angelo Amadio, papà di Sergio, si è portato con sé la malattia sopraggiunta negli anni al lager, l'epilessia. 33 kg che lo costringevano al riposo, un dolore mai superato. Quella di Angelo è una delle tante storie degli oltre 60 parenti di cittadini italiani, militari e civili deceduti e che sono stati deportati o internati nei lager nazisti e a cui è stata consegnata la medaglia d'onore. Ho deportato in Germania fino a un po' di tempo fa, fino a che la memoria era nascosta o sconosciuta, sembrava fosse un normalissimo lavoratore in Germania, in realtà era un deportato e doveva lavorare perché si era opposto a questo maledetto regime. Ha avuto la sfortuna, purtroppo proprio il giorno della liberazione, in una incursione aerea è stato colpito da delle schegge ed è rimasto defunto. Per tanti anni nella storia la vita di Giovanni Antonello di Pederobba, paese a cui sono state consegnate ben 38 medaglie, era rimasta scritta come quella di chi è andato altrove per lavorare. L'ostinazione della sorella nel cercare la verità, trovata grazie allo studio di lettere e memorie incrociate tra l'Italia e la Germania. Tutti hanno sofferto e tutti hanno diritto di essere ricordati. Ho incontrato Claudia che dalla sua parte lei era nata in Germania e conosce, è madrelingua tedesca e pertanto abbiamo detto mettiamoci insieme, io cerco negli archivi italiani, tu cerchi negli archivi tedeschi, mettiamo insieme e ricostruiamo le storie. È l'unico strumento che abbiamo, il ricordo, in modo che queste cose non succedano più. È l'unico strumento per il passaggio di testimoni ai giovani che rimanga impresso nella loro mente.
Siamo alla politica dopo un fine settimana segnato dalla raccolta firme della Lega su terzo mandato e candidato presidente. Prende la parola oggi Fratelli d'Italia, restiamo pazienti, ma non ci interessa la lotta nel fango, è un'espressione forte, quella usata da Claudio Borgia, presidente dei Meloniani Trevigiani, mentre il coordinatore veneto Luca De Carlo dice l'unità del centrodestra resta il nostro valore. Voglio far presente che i sindaci non li ha solo la Lega, i sindaci li ha anche Fratelli d'Italia. Erano circa 70 nel 2022, oggi sono oltre 340 gli amministratori della Marca con la maglia di Fratelli d'Italia, il 31% del totale. Cita questo dato Claudio Borgia, presidente dei Meloniani Trevigiani, ospite della nostra prima edizione, commentando una delle ipotesi di lavoro della galassia leghista, quella di una lista di sindaci e amministratori in vista delle regionali, formazione che avrebbe un suo peso specifico, soprattutto nel caso di una corsa in solitaria. Se qualcuno pensa di spaventare l'alleato perché pensa di avere gli amministratori locali e di pensare che invece i Fratelli d'Italia non li abbia, non è così, però noi non vogliamo scendere in quel campo perché non è un campo che ci appartiene, no? Quindi non saremo mai tirati per la giacca e non scenderemo mai a quel livello, dico, di discussione, no? di lotta nel fango. Perché? Perché, ribadisco, i cittadini veneti non lo capirebbero. Il fastidio è evidente, ma altrettanto chiara è la linea del partito, impressa dalla stessa Premier Meloni, calma e sangue freddo. La pazienza la definisce la nostra leader e ha detto che insomma, bisogna cercare di mantenere la barra dritta, di non litigare sui giornali, di non discutere nelle TV, lo ha fatto nella conferenza stampa e noi rispondiamo perché a differenza di altri qualsiasi decisione arriverà dal tavolo del centrodestra noi la rispetteremo. In diretta su Focus TG, ospite invece del direttore Luigi Baccialli, Luca De Carlo torna invece sul nodo del terzo mandato, ricordando una pagina di storia politica recente con i casi Galan, Formigoni, Cota, pur senza nominarli. È una legge che si protrae da qualche anno e che nasce con un obiettivo, cioè quello di evitare, dopo qualche scandalo, in qualche regione del nord tra l'altro, di evitare troppa concentrazione di potere per troppo tempo nelle mani di una sola persona. Insomma, dice De Carlo, non è una legge contro Zaia. Oggi dispiace magari che magari il nostro governatore se ne rammarichi pensando che sia una legge contro di lui. Non è così, c'è da prima e quindi noi allo stato attuale dovremo trovare un assetto e poi una squadra e poi un candidato per continuare il suo straordinario lavoro. Patetico invece per Andrea Martella il tentativo con la raccolta firme di far ottenere a Zaia il quarto mandato. Intanto sulle regionali il segretario veneto dei Dem annuncia candidato non necessariamente politico, ma il 9 deve unire. Bisognerebbe, come dire, avere una certa accortezza quando si parla. Si è detto 12.000 firme, non mi pare che sia il popolo. Pare un po' pittoresco e patetico definirla in questo modo. Mette sulla bilancia il peso di quelle 12.000 firme il segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella. 12.000 firme che non possono rappresentare una chiamata di popolo per il segretario Dem, che ha stroncato l'iniziativa del Carroccio ancora sul nascere, definendola patetica. Queste divisioni faranno comunque, dovessero unirsi, perdere la faccia a qualcuno. Mi pare che siano andati molto oltre, sia con le parole che con le scelte. Infine questa sorta di chiamata del popolo che sta facendo, che la Lega ha così denominato a proposito delle firme per Zaia, mi pare davvero patetica. E infine Zaia dice di non saperne niente, ma da mesi e mesi pare che la sua unica preoccupazione sia solamente avere un terzo, nel suo caso quarto mandato. Come se questa fosse davvero la priorità per il Veneto, accusa Martella che con Schlein sabato scorso non ha mancato di ragionare sull'alternativa da proporre al Veneto. In ballo anche un nome femminile, la rosa è ampia, fa sapere possibile l'apporto anche del mondo civico. La condizione che detterà il segretario è che sia un nome capace di unire e non dividere. Non c'è nessuna corsa al nome senza però che questo nome corrisponda a quel progetto. Sarà la persona che interpreterà meglio questa nostra sfida, che potrà parlare ai veneti e che potrà dire finalmente si può cambiare.
Abbiamo decisamente argomento e parliamo di noi, perché dopo cancellazione gratuita arriva Una buona giornata, la nuova sitcom in onda dalle 20:10 ogni venerdì. Passo a prenderti tra un'ora. Penso che il biroccio non monterò mai. In che senso Fradei Corona? Fradei Corona, uno semo, st'altro mona. Bruno e Biagio di cancellazione gratuita diventano Zeno e Pietro di Una buona giornata. La nuova sitcom in onda su Antenna 3 a partire da venerdì. Una mappa lasciata in eredità dal nonno riunisce due fratelli che insieme partono tra mari, monti e colline alla ricerca del tesoro. Ma questa sera non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là e io vado qua. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te. Diversi ma uniti dall'affetto e dalle intenzioni, un viaggio che li avvicinerà ancora di più nel cuore, aiutandoli a conoscersi. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Attraverso i luoghi del nostro Veneto si snodano le peripezie di Pietro e Zeno per la nuova produzione targata Resterra Produzioni. Il desiderio grande è quello di portare la fiction nel nostro territorio veneto. Per far questo abbiamo iniziato con delle piccole cose. L'idea di portare la fiction qua significa creare un piccolo polo di produzione e dare spazio anche ai ragazzi che noi abbiamo nella nostra accademia, con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, che hanno voglia di studiare sì, ma anche di testare sul campo le loro qualità, le loro abilità, e noi oggi questo lo stiamo facendo, cioè stiamo portando tanti ragazzi all'interno dei nostri set. Una comicità che non poggia su stereotipi né si alimenta di volgarità, un racconto vivace e divertente dove il viaggio è anche interiore. Il nostro umorismo è un umorismo popolare, lo chiamiamo pop, nel senso che è popolare. A noi piace far divertire in maniera trasversale, dal bambino all'adulto, all'anziano, e ci piace moltissimo il processo di riconoscimento delle persone anche nei confronti del proprio territorio. Noi, molti dei nostri spettacoli, non tutti, ma molti dei nostri spettacoli virano verso il Veneto, perché ci piace il fatto che anche la lingua veneta venga valorizzata. Il pubblico si sta affezionando a Igor e Davide, che di conseguenza vanno in scena portando cancellazione gratuita prima, Una buona giornata oggi, poi vediamo in futuro, che la volontà è quella comunque di proseguire, di continuare magari con una seconda serie, come insegnano i mostri sacri. È stata una buona giornata. Una buona giornata. Appuntamento dunque da venerdì, adesso noi andiamo nel Bellunese. Longarone Fiere, polo logistico e dell'ospitalità per i visitatori che l'anno prossimo vorranno andare a Cortina per le Olimpiadi 2026. C'è finalmente un'intesa tra l'ente Fiera e la Fondazione Milano Cortina. Ci siamo seduti al tavolo con la Fondazione Milano Cortina per creare un hospitality e un hub logistico a Longarone per le Olimpiadi. Dopo fiumi di inchiostro sulle ipotesi, finalmente si può scrivere di fatti concreti. Il 15 e il 24 gennaio scorsi, emissari della Fondazione Milano Cortina hanno svolto 2 sopralluoghi nel quartiere fieristico di Longarone, individuato come polo logistico e dell'ospitalità per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Longarone Fiere sarà così il punto di partenza dell'esperienza di chi non sarà autorizzato a raggiungere Cortina con i mezzi propri. L'esperienza sostanzialmente turistica di chi andrà a Cortina a vedere le Olimpiadi inizierà da Longarone, perché da Longarone sarà il punto di raccolta oltre il quale non si potrà andare, ma l'accesso ai campi di gara e quindi a Cortina avverrà attraverso mezzi autorizzati. Fondazione Milano Cortina ha opzionato 2 padiglioni, uno per gli uffici, l'altro per l'hospitality. Il terzo padiglione con gli stand delle eccellenze venete e italiane sarà gestito da Longarone Fiere e diverrà passaggio obbligato in una logica aeroportuale per chi al ritorno rientrerà per recuperare il proprio mezzo di trasporto. In capo alla Fondazione la gestione di 120 pullman, mentre dell'ospitalità si occuperà la società che ha avuto l'esclusiva per la vendita dei biglietti delle Olimpiadi. L'operazione, anticipa il presidente di Longarone Fiere, partirà già entro la fine del 2025 e si protrarrà fino al 18 marzo 2026. L'accordo, che naturalmente prevede una contropartita economica per ora ignota per la Fiera di Longarone, sarà perfezionato nei prossimi giorni.
La Diga del Vanoi domani in Consiglio regionale, dopo 6 mesi di attesa, approda la mozione del PD che chiede a tutte le forze politiche di assumere una posizione chiara e di votare a favore del documento che vuole mettere fine alla realizzazione dello sbarramento fra Bellunese e Trentino. Si tratta di una scelta che ha indubbiamente un valore politico, afferma la capogruppo dei Dem Vanessa Camani, nel giorno in cui il Consorzio Brenta ha pubblicato nel suo sito la relazione conclusiva del cosiddetto dibattito pubblico sulla diga. Confermata l'opzione che prevede un volume di invaso inferiore rispetto alle necessità iniziali e la volontà di procedere anche con un piano di indagini sulla sicurezza geologica. Dal canto suo la provincia di Belluno resta ferma sulla sua linea, nessuna contrapposizione montagna-pianura. Si legge in una nota firmata dal presidente Padrina e dal consigliere Bortoluzzi che affermano: sono state proposte alternative, ma c'è un convitato che sembra sordo alle questioni di sicurezza e di tutela del corpo idrico. Domani dunque in Consiglio regionale la mozione approda, la mozione del PD. La politica anche nel bellunese, la raccolta firme della Lega per chiedere il terzo mandato di Luca Zaia, il quarto mandato di Luca Zaia in regione. Intanto sulle candidature il provinciale non si è ancora espresso e Bottacin sull'ipotesi di una corsa invece a Palazzo Rosso dice: non è nei miei pensieri. È scattata anche a Belluno la raccolta firme per sostenere il terzo mandato di Luca Zaia in regione. La segreteria provinciale del Carroccio si è schierata senza se e senza ma, perché, afferma il segretario Andrea De Bernardin, da noi più che altrove la questione territoriale ha un significato enorme e il Veneto è sempre stata la nostra roccaforte. Il suo è un chiaro segnale agli alleati. Sarebbe questa una vera dimostrazione di autonomia che anche i nostri alleati dovrebbero dare, alleati che rimarranno senza dubbio tali nelle amministrazioni che governiamo assieme, soprattutto nel governo nazionale. I territori sono un'altra cosa per il Carroccio bellunese che striglia. Il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che si è espresso sulla paternità della scelta dei candidati presidenti di regione in capo ai segretari nazionali di partito. Dichiarazioni che Andrea De Bernardin respinge al mittente. La Lega ha dimostrato di saper governare bene per molti anni con Luca Zaia in regione e in centinaia di amministrazioni provinciali e comunali e chiede che questo venga tenuto in considerazione. Al gazebo di Cavarzano sabato sono state raccolte poco meno di un centinaio di firme, da un lato per il sostegno incondizionato alle forze dell'ordine, dall'altro a favore del terzo mandato di Luca Zaia, iniziativa che proseguirà nei prossimi giorni ad Agordo, Ponte nelle Alpi, Feltre, Longarone, Sinistra Piave e Cencenighe. Sui candidati alle regionali De Bernardin per ora è cauto. I nomi usciti in questi giorni, quello di Beatrice Saviane, figlia del compianto senatore Paolo, e di Paolo Luciani, assessore a Belluno con delega al turismo, non sono ancora stati discussi dal provinciale. Idem quello del corteggiatissimo assessore regionale Giampaolo Bottacin, che Flavio Tosi vedrebbe sullo scranno più alto di Palazzo Rosso. La parola al diretto interessato. Non è mai stato nelle mie intenzioni, nelle mie ambizioni fare il sindaco di Belluno, quindi è una cosa a cui minimamente ci penso e a cui non ho mai pensato. E poi la giornata della memoria anche a Belluno, nel ricordo dei circa 10.000 fra internati e deportati nei campi di concentramento nazisti. C'è uno studio dell'ISBREC, l'Istituto Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, firmato dagli storici Adriana Lotto e Enrico Bacchetti, che fotografa il numero dei deportati nei lager fra l'Italia, la Germania e i suoi paesi alleati. Sono stati circa 10.000 i bellunesi caduti nelle mani dei feroci criminali nazifascisti, 4.500 militari catturati dopo l'8 settembre, fra 1.600 e 1.800 deportati politici, 2.500 lavoratori coatti, 2.000 dei quali portati in Germania già nel 1938, in base agli accordi con l'Italia, e poi i precettati e i rastrellati dal 1944 in poi. La giornata della memoria ricorda anche loro, oltre agli ebrei stranieri, 181 i rifugiati in provincia di Belluno dal 1941, catturati dopo l'8 settembre, in 52 morirono nei campi di sterminio. Credo che ricordare sia importante perché vuol dire dare voce a chi non ha potuto raccontare la propria storia e sicuramente attraverso la memoria rifar rivivere i loro nomi, i volti, ma anche le loro storie. Il Comune di Belluno con la Prefettura, per ragioni organizzative, hanno posticipato al 28 gennaio la celebrazione della giornata della memoria, che sarà onorata con un evento a Palazzo dei Rettori. Alle 18 verranno consegnate le medaglie d'onore a 2 deportati nei lager nazisti che quindi hanno subito il peso di quella prigionia sul proprio corpo. Verranno consegnate nelle mani dei rispettivi figli e sarà poi un momento emozionante perché
verranno anche raccolte delle testimonianze, delle memorie di ciò che è stato. Medaglie d'onore saranno consegnate a Laura Pellegrini, figlia di Mario, internato dal 43 al 45, e a Enrico Ghinato, figlio di Vito, a Dachau dal giugno 44 all'aprile del 45, perché la memoria è un dovere di tutti, per le istituzioni un dovere di servizio verso la comunità, far conoscere e riflettere sull'abominio della Shoah e delle leggi razziali. È un compito davvero di politica con la P maiuscola, perché dobbiamo rivolgerci al passato affinché quegli eventi così tragici non si ripresentino oggi, anche se purtroppo oggi stiamo registrando dei fermenti che non sono assolutamente accettabili. Mi resta che salutarvi, vi lascio al meteo, arrivederci.